Eccoci qua, benvenute e benvenuti, è da un po' che non ci sentiamo, vediamo. Tutto bene? Ora meglio, giusto? È cominciata la ripresa, per fortuna, davvero. Io ho trascorso una vera quarantena, incredibile, erano tantissimi anni che non mi fermavo neanche un secondo. Pensate che ho riaperto la bag che contiene la console giusto oggi per mandare la musichina in sottofondo. Però durante il periodo del tutti a casa ho seguito con tanto affetto tutti gli amici che ci hanno tenuto compagnia, deliziato ovviamente con le loro performance, tutti davvero molto carini. È stato bello per questo periodo essere un fruitore dei servizi di intrattenimento e ho seguito davvero tutti con molta attenzione. Ma siamo qui per Agenda Rossoblu, quindi mi vado a collegare con la sede della nostra associazione dove ci aspetta il presidente Alessandro Pizzianti. Forza, eccolo! Ciao Cesare, benvenuto anche Ciao. tu nel gruppone di Sardegna Rossoblu. Grazie mille. Inauguriamo. Vorrei ringraziarti per avermi da subito coinvolto in questi tuoi bei progetti molto belli. Davvero grazie, Ale. No, per me è un piacere perché al di là del fatto che ci conosciamo da tanti anni, insomma, penso che ci sia una stima reciproca, quindi per noi è fondamentale creare qualcosa partendo dalla fiducia. Quindi è stato un piacere, così come con te, ripeto, con tutti gli altri che stanno partecipando e anche con grande successo alle varie rubriche che ormai sono già tutte operative. Certo. E quindi poi più avanti li menzioneremo tutti, ma non hanno bisogno di essere nominati perché nel loro campo sono sicuramente il numero uno. Esatto. E infatti in questa puntata vorrei che tu mi dessi ovviamente una mano per elencare tutte le iniziative e i format dell'associazione e far capire come alla fine funzionerà questa rubrica Agenda Rossoblu, giusto? Esattamente. Beh, intanto partiamo dal fatto che l'associazione Sardegna Rossoblu, così come dice la parola associazione, è l'unione di un gruppo di amici che hanno deciso di promuovere la Sardegna, quindi promuovere la Sardegna attraverso canali come la web TV, ma prossimamente anche un giornale settimanale molto interessante, cartaceo, e poi una serie di iniziative che faremo all'estero. Quindi ci siamo uniti noi tutti, un gruppo di amici, e pian piano stiamo diventando abbastanza numerosi. Basta considerare che solo nelle ultime settimane, insomma, si sono uniti amici di notevole valore come Anthony Muroni, come Antonella Di Luccio, quindi diciamo che si sta creando un gruppo abbastanza forte di professionisti per promuovere la nostra fantastica isola. Esatto, e siamo davvero molto orgogliosi di avere un gruppo molto importante. Sì, noi siamo partiti da subito con una rubrica che un po' sta a significare e dà l'identità di quella che è l'associazione, che è i Sardi nel mondo. Abbiamo fatto 8 puntate dei Sardi nel mondo condotta magistralmente da Fabrizio Serra. Abbiamo avuto ospiti, diciamo, proprio delle eccellenze sarde in vari settori, da quello medico a quello televisivo. Insomma, abbiamo avuto degli ospiti eccezionali. Abbiamo chiuso in bellezza con l'assessore al lavoro Alessandra Zedda e la presidente della Federazione dei Ciclo Immigrati Sardi in Italia, Serafina Magia. Quindi abbiamo fatto 8 puntate eccezionali. Stiamo continuando con una serie di format che stanno comunque riscuotendo interesse, fra questi il TG Rossoblu, che per quasi 50 giorni andiamo con 3 edizioni, sempre condotto da Fabrizio Serra, e all'interno una rubrica di Al di là del muro di Anthony Muroni. Quindi stiamo proseguendo, insomma, con un ritmo abbastanza sostenuto. Ricordiamo che Pago ha avuto ospite fra l'altro Enrico Ruggeri, quindi con un ottimo successo, così come l'ultimo, insomma, Paolo Ciavarro, e poi Matteo Bruni con Sardegna in gioco, una cosa divertente, un mezz'oretta di divertimento su domande sulla Sardegna che coinvolgono un po' tutti. Non vorrei dimenticare logicamente Sofia Carta, la nostra sommelier, nonché responsabile della cantina del Forte Village, che ci ha portato in dote un bel po' di cantine, e ogni lunedì stiamo presentando anche in questo caso, 2 cantine eccellenti per puntata della Sardegna. Molto bene. Molto bene. Quindi io direi, giusto per far capire un po' come funzionerà come funzionerà un po' questa rubrica, proviamo a sentire gli amici che poi sono fra i nostri, diciamo, sostenitori,
di Opera Prima. Tutti sicuramente conoscono il ristorante Opera Prima, che sta a Cagliari in via Campidano, proprio vicinissimo al porto, alla via Roma. Opera Prima è uno di quelle attività, di quegli operatori che hanno creduto da subito nella nostra iniziativa, quindi ci hanno sostenuto, e a noi fa enorme piacere sempre promuoverli, far conoscere le loro iniziative, far conoscere un po' tutto. Quindi io collegherei subito con, se me lo permetti Cesare. Andiamo da Nicola. Esattamente, andiamo da Nicola. Eccolo Ciao qua. Nicola. Ciao, buonasera a tutti. Come va? Ciao Nicky, siamo in bene? diretta, come va? Procede. Stiamo ringranando piano piano. È giusto. Riaperto... Meno male Nicola. Sì, dai. Senti un po'. Il movimento. Ecco, volevo chiederti una cosa. Stai preparando delle cosine carine per oggi e poi anche per il weekend, sì? Che sì, ci sono arrivate oggi delle belle aragostine per da preparare la Scusate la mia faccia, Sono andato diretto. Allora questi giorni mi sa che passeremo a trovarti, Ok, volentieri. Ovviamente invitiamo tutti gli amici a venire a trovarti, ci mancherebbe altro. Sì. Sei stato il nostro primo collegamento e parliamo un altro pochino però, Nicola. O hai già... Sì, certo. Volentieri. Un po', ci si sta riprendendo, quindi dicevi, è vero? Sì. Meno male. Riprendendo il movimento, vedo comunque un movimento. Bisogna essere fiduciosi e metterci magari più impegno di quello che si poteva magari mettere prima. Sì. Ed essere allora Nicola, siete aperti anche domenica, giusto? Domenica pranzo? Sì, stiamo aprendo la domenica a pranzo, la domenica sera come riposo e lunedì. E siamo aperti dal martedì al sabato, pranzo e cena, e domenica a pranzo, sì. Perfetto. Io posso consigliare una cosa che per noi, lo sai, per me e per Elina, la mia compagna, sono fondamentali, che sono i ravioli praticamente... Dillo tu, dai. I raviolini di Cernia con gli scampi freschi. Spettacolari, quindi accompagnati con un goccino di vinello giusto. Esatto. Avrei un po' di fame. Vai. Allora, io logicamente ho voluto Opera Prima come primo collegamento per questa rubrica nuova di Agenda Rossoblu condotta da Cesare, perché al di là del fatto che sono degli amici, insomma, posso consigliarlo ad occhi chiusi da anni. Ma da anni proprio, parliamo di Parsifal, parliamo proprio di tempi... Fattoria, boom. Sì, esatto, la fattoria, quindi parliamo proprio di ristoratori storici e meritano, oltre il nostro rispetto, meritano sicuramente di essere visitati anche questo fine settimana. Esatto. Grazie. E tutti i fine settimana. Nicola, in bocca al lupo, ci vediamo molto presto. Grazie. Saluti a Francesco e a Pino, logicamente, a Zia, a tutti quanti. Grazie, saluti anche a voi e grazie per l'invito. In bocca al lupo Nicola, in bocca al lupo. Buon lavoro. Ciao, buon lavoro. Grazie, ciao. Ciao. Molto bene Ale, molto bene. Ecco, riprendiamo la nostra chiacchierata. Sì. Allora, noi ci siamo, tra virgolette, inventati una rubrica che esiste ovunque in tutto il mondo, incluso anche in Sardegna, la classica cosa si fa il fine settimana, cosa possiamo fare, dove possiamo andare, però abbiamo preferito farla in una via del tutto nuovo come una web TV, quindi sul programma di Sardegna TV, Sardegna Rossoblu TV, e logicamente abbiamo chiesto l'intervento di Cesare, che reputiamo logicamente anche lui fra i top in Sardegna per questo tipo di intrattenimenti. Ti ringrazio. Quindi, Cesare, io direi intanto di far capire bene come funziona la rubrica. Un collegamento l'abbiamo visto, quindi saranno ospiti tutti i giovedì alle 21:30 delle attività che intendono comunque avere visibilità per quello che stanno proponendo il fine settimana, in modo che noi possiamo essere un riferimento poi, o perlomeno possiamo consigliare varie cose, che non è solamente il ristorante, ci tengo a precisarlo, ma certo. è una serie di attività. Faccio un esempio. Esatto, allora possiamo ovviamente consigliare i ristoranti, ma anche le gite in barca, le escursioni, le attività e mostre nelle principali località della Sardegna. Avremo ovviamente i collegamenti in diretta,
con tutte queste attività per presentare i programmi del loro weekend, ma anche tantissime proposte con offerte ovviamente con tariffe scontate per escursioni e attività varie in tutta la Sardegna. Ecco, Ale, se vuoi possiamo anche parlare della visita a Sunuraji? Possiamo? Certo, dobbiamo parlare, perché dobbiamo ricordare che noi adesso purtroppo anche in conseguenza di questo Covid siamo abbastanza ancora limitati negli spostamenti, quindi Certo. io direi e ci tengo fra l'altro che i sardi stessi possano visitare questi posti di interesse mondiale come Sunuraji a Barumini, magari ci sono anche dei sardi che non sono mai stati a visitare quest'area archeologica fantastica. Quindi io direi che sia purtroppo per la situazione generale che si è creata negli spostamenti, ma anche perché abbiamo la possibilità semplicemente con un'ora di auto andare a vedere dei posti fantastici. E in questo senso la Welcome to Sardinia, essendo comunque una agenzia di viaggio autorizzata dalla Fondazione Barumini per l'emissione dei biglietti, offre la possibilità di prenotarsi il biglietto anche con uno sconto che non fa mai male, cioè nel senso che io ragiono sempre a livello di famiglie, 4 persone comunque 2 euro in meno sono 8 euro, quindi dobbiamo considerare anche un risparmio economico oltre il consiglio che possiamo dare. Quindi questo per parlare di Sunuraji, che è uno dei 3 temi che oggi abbiamo previsto, ma ogni settimana proporremo sempre qualche gita, qualche escursione, qualche attività interessante. Ok? Questo è lo scopo del format, della rubrica. E quindi tutte le attività in Sardegna che desiderano far conoscere le loro iniziative, cene speciali o varie attività, le più disparate in assoluto, sono invitati a contattarci attraverso la pagina FB oppure per email a info@sardegnarossoblu.it. È corretto? Esattamente. Sì, e poi un'altra cosa che logicamente Dimmi Cesare, scusa. Alla prossima puntata, ovviamente, con la diretta dei partner ci sarà la possibilità di interagire come abbiamo fatto poc'anzi insieme a Nicola, mediante ovviamente i post su Facebook o YouTube. A proposito abbiamo anche il canale YouTube, non l'abbiamo ricordato prima, che saranno ovviamente evidenziati dalla redazione e da tutte le nostre pagine amiche. Giusto? Sì, esatto. Giusto per fare un esempio, oggi abbiamo avuto Opera Prima, il ristorante di Cagliari abbastanza noto, ma do già un'anticipazione. La settimana prossima, giovedì prossimo, avremo il ristorante Ivaoa di Portocervo, quindi di Alessandro e Andreina, anche loro 2 carissimi amici che comunque si uniranno a noi in questa rubrica, e questo per far capire che non ci limiteremo a Cagliari. Certo. Molte volte si pensa Sardegna rosso-blu, un discorso limitato al rosso-blu identificando il Cagliari Calcio. Per noi il rosso-blu è tutta la Sardegna. Esatto. Poi il Cagliari Calcio è una passione per tutti, ci sta e noi siamo i primi a sostenerlo. Però avremo Portocervo. Anzi, quando gioca? Domani? Gioca sabato, sì, domani. Sabato, sì, esatto. Quindi, sì, scusate, sabato. Quindi il discorso è alle 21, se non vado errando. Alle 21:45, sì, giocano a Verona. Quindi dicevo, non limitiamoci a pensare che la nostra agenda sia un'agenda per Cagliari, ma ci teniamo insomma a menzionare varie attività e varie iniziative che saranno un po' in tutta la Sardegna. Sicuramente avremo un occhio di riguardo per località come Alghero, dove logicamente sono tante le attività e le iniziative, oltre Cagliari, ma a noi farebbe piacere che partecipassero anche tutti i comuni, e io parlo anche per eventi quindi organizzati dalle Proloco, eventi organizzati dallo comune stesso, che possono essere mostre, possono essere qualsiasi cosa di interesse generale. Ci piacerebbe, ecco, essere informati. Questo è un po' il nostro obiettivo. I quattro mori uniti, davvero, i 4 mori uniti. Esatto, quindi anche della gita in barca che prima abbiamo menzionato, ecco, ogni settimana noi daremo un'informazione su cosa poter fare. Io consiglio sempre la gita in barca, per esempio da Cagliari si può noleggiare con un gruppo di amici, che bastano veramente 7-8 amici, con una minima spesa, noleggiare una barca a vela e farsi 4-5 ore fantastiche, ok, Sella del Diavolo, arrivare al Poetto, quindi noi cercheremo di dare un po' queste idee, che poi sono idee che tutti abbiamo, però molte volte magari manca il contatto, ecco, dove la posso prendere la barca, come posso noleggiarla. Noi cercheremo di essere utili sotto questo punto di vista.
Molto molto bene davvero. Sono molto contento di questa nostra chiacchierata e ovviamente noi non possiamo far altro che dare l'appuntamento a giovedì prossimo, ma più che altro ricordiamo gli appuntamenti di queste sere, ovvero, prego. Il primo che abbiamo in ordine cronologico è sabato. Pago nella rubrica del Quinto Moro, dopo aver avuto Enrico Ruggeri e Paolo Ciavarro, avrà ospite Paolo Brosio. Sappiamo tutti, conosciamo il personaggio. Un bel personaggino, fa discutere. Esattamente, conosciamo tutti il personaggino, esatto. ci sarà tanto da divertirsi. Pago, lo sapete, è una persona abbastanza brillante. Io lo chiamo animale da palco perché a lui gli piace proprio essere libero, così, senza scalette. Garantisco che lo è, perché noi l'abbiamo accompagnato anche a alcune sue serate in piazza e lui è un vero animale da palco, è spaziale. Esatto. Quindi avremo Paolo Brosio, sarà un collegamento fra l'altro molto molto bello perché saranno a Forte dei Marmi durante un evento che ci sarà. Insomma, grazie anche agli organizzatori di questo evento, Sardegna Rosso Blu sarà all'interno di questo programma qua e quindi promuoviamo la Sardegna proprio partendo dal fatto che non è solo dalla Sardegna che lo facciamo, ma girando un po' anche tutta Italia e tutta Europa. Questo è il primo appuntamento. Poi abbiamo lunedì, logicamente, due importantissimi appuntamenti che alle 19:30 vede Sofia Carta e avremo ospiti due cantine d'eccellenza. Praticamente avremo, diciamo che è conosciuta un po' ovunque, la cantina Mesa di Sant'Anna Resi, dove logicamente è stata una creazione di Gavino Sanna, tutti lo conoscono, è stato lui a creare la cantina con un exploit e un successo enorme. E poi avremo l'altra cantina che è Udus Cellarium, lo stesso, una cantina che ha veramente dei vini eccellenti e non ha una grande produzione, proprio per questo basa molto sulla qualità dei vini. Avremo il rappresentante delle aziende ospiti insieme a Sofia, una mezz'oretta di trasmissione anche qua veramente molto interessante. Poi lunedì alle 21 logicamente abbiamo il grande appuntamento, perché abbiamo l'appuntamento con Fabrizio Serra che conduce 11+1 Rosso Blu, completamente dedicato ai colori del Cagliari Calcio e quindi a tutti i tifosi del Cagliari Calcio. Avremo due ospiti anche qua illustri, che sarà Robert Acquafresca e Andrea Lazzari, quindi due ex giocatori abbastanza conosciuti, con sempre l'intervento del professor Argiolas nella chiusura della serata. E questo è il lunedì. Poi arriviamo al martedì, abbiamo Matteo Bruni. Matteo, certo. Ok, Matteo alle 21:30 ci farà divertire con Sardegna in gioco. Avremo altri due concorrenti. Sono davvero carinissime le punte, sono davvero carinissime. Infatti ci stiamo divertendo. All'ultima c'erano anche delle obiezioni sulle risposte, quindi è stata proprio una puntata divertente. E diciamo che l'importante per noi, ecco, è parlare di Sardegna. Molta gente ci dice: ma cosa c'entra il quiz con la promozione della Sardegna? Sembrerà strano, ma noi attraverso quelle domande che stiamo facendo, noi stessi sardi stiamo imparando tanto. Ok, stiamo imparando di cucina. Assolutamente, è proprio così. E per noi questo, ripeto, è una cosa fondamentale. Dobbiamo assolutamente cercare di divertirci, imparare e promuovere, che un po' è la filosofia dell'associazione. Allora, quindi... E poi continueremo giovedì prossimo con un certo Cesare Monni. Va bene. Quindi se volete comunicare la vostra iniziativa per il fine settimana, qualsiasi attività si tratti, ovviamente in Sardegna. Ciao Enrico, l'ho visto. Fabrizio. Facciamo anche i saluti agli amici, vai. Ciao Fabri. Dobbiamo interagire assolutamente. Tonio, quindi... ciao Tonio, un abbraccio grandissimo. Tra l'altro sono tantissimi. Vai. Pierpaolo. Sono tantissimi, non andiamo più via se ti facciamo uscire tutti i saluti. Quindi... Okay. Molto bene. Allora, dicevo, Paride, carissimo. Geppi, mamma mia, ragazzi, ma ci sono tutti gli amici, ma è bella questa cosa. Andiamo proprio lì. Prima adesso a mangiare, facciamo così? Erano tutti per te, però guarda, uno c'è anche per me, figurati, Renzo che è un caro amico. Ciao Renzo, ma noi non siamo per niente invidiosi, non lo siamo mai stati e mai lo saremo. JJ, esatto. Jacopo, in quel di Milan, ma vieni. Ci vediamo dopo e facciamo una partita all'Xbox con Jacopo. Dai, la faccio. Tra l'altro ti voglio fare una confidenza.
la cosa che mi ha salvato la vita è stata l'Xbox. Io non avevo mai giocato. E sai, dopo la prima settimana, perché come ho detto all'inizio, la prima settimana ho detto, cavoli, che bello, non mi sono mai fermato in questi quasi 30 anni ed era bello. Dopo una settimana ho detto, adesso che cosa faccio? E quindi mi stavo già un po' impallando, devo essere sincero. Mi stavo impallando in una maniera spaventosa. Allora mi hanno detto, scaricati questi giochini, e lì è passato un po' il tempo. Infatti non ho acceso la console se non oggi, ho tirato fuori la bag con la console oggi, giusto per mettere le musiche per la nostra trasmissione, perché non volevo assolutamente avere a che fare. Saluto Tech, saluto di nuovo Fabrizio, un bacio grande, si è tagliato i capelli, molto bene. Allora, ricordatevi, info@sardegnarosoblu.it per comunicare le iniziative della vostra azienda, del vostro comune, della vostra parrocchia, di qualsiasi argomento tratti, purché sia in Sardegna e lo si possa promuovere, perché noi dobbiamo promuovere i 4 amori in toto. Questo è il principio di Sardegna Rosso Blu. Esatto. Ma penso che il messaggio stia arrivando bello chiaro e forte anche attraverso tutte le altre rubriche, perché Cesare, ti dico la verità, le richieste di associazioni sono veramente tante, io non me l'aspettavo, sì. È stato veramente è stato bello vedere anche come hai fatto tu adesso, salutare tanti amici, ma tanti amici che si sono uniti a questa iniziativa, per me è stata veramente una grande soddisfazione, quindi esatto. Grazie a tutti voi e a tutti loro. È molto molto bello. Senti, allora, adesso butto la pasta e prepariamo da mangiare. E andiamo a cenare, perfetto. Scusami, volevo dire una cosa. Possiamo ricordare ancora una volta Anthony Muroni, l'appuntamento? Sì, Anthony è all'interno del TG Rosso Blu tutti i giorni, dal lunedì al sabato, con Al di là del muro. Praticamente Anthony diciamo che ci parla tutti i giorni di un argomento di attualità, diciamo che è di interesse un po' di tutti, logicamente parlando di Sardegna, quindi regionale. Anthony ci sta sostenendo alla grande, è una persona che veramente sta credendo in questo progetto, ma ti ripeto, io vorrei dire veramente che tutti quelli che ci stanno mettendo la faccia nel vero senso della parola, quindi comparendo col nome Sardegna Rosso Blu, stanno facendo dei grandi sforzi e sacrifici per promuovere al meglio tutti quelli che sono i programmi dell'associazione. Molto molto bene. A questo punto io sfumerei pian pianino la musica, ringrazierei tutti gli amici che ci stanno guardando adesso in diretta, coloro che avranno l'opportunità di guardarci in qualsiasi momento. Restate con Sardegna Rosso Blu e il nostro appuntamento è per la settimana prossima, se Dio vuole, giovedì alle 21:30 con Agenda Rosso Blu. Amiche e amici. Grazie Cesare, buona serata a tutti. Grazie. Ciao.